Buongiorno a tutti voi telespettatori puntuali, anche oggi con Focus TG in questo ultimo giorno di gennaio per portare a casa vostra, come diciamo sempre, l'informazione del Veneto e dal Veneto. Avremo tanti collegamenti oggi in diretta sia da Treviso, da Padova, da Vicenza, da Bassano, proprio per andare a affrontare insieme tutte le tematiche di stretta attualità, tanta cronaca e poi insomma parleremo sicuramente anche dei risvolti che ci sono stati nella politica locale, regionale e non solo, dopo la decisione di procedere con il Mattarella bis, quindi di affidare il secondo mandato al presidente Mattarella, quindi per anche i prossimi 7 anni come capo dello Stato. Insomma, tanto di cui parlare come sempre, ma inizierei questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione dandovi subito le informazioni, i report che riguardano l'evolversi della situazione epidemiologica in Veneto. Sono i dati che ci fornisce Azienda Zero, li andiamo a vedere insieme. Perché? Perché sono i dati dell'ultimo bollettino che copre le variazioni rispetto alle ultime 24 ore. Come sempre, visto che oggi è lunedì, dobbiamo precisare che insomma, i dati del lunedì che si riferiscono alla domenica vanno chiaramente interpretati, contestualizzati, proprio perché non sono aggiornati e non sono completi in tutto e per tutto, quindi è diciamo più che altro il primo bollettino del lunedì un'indicazione di come stanno andando le cose in Veneto. Ebbene, scorriamo insieme la tabella che, come vi dicevo, ci fornisce Azienda Zero. Sono le variazioni rispetto alla giornata di ieri, il delta dei casi positivi in Veneto, quindi l'aumento dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare un più 4.877, come vi dicevo sono numeri da prendere un po' con le pinze, nettamente inferiori al trend che ha contraddistinto il mese di gennaio, numeri comunque che ci fornisce l'azienda Zero, numeri comunque che fanno fede nel conteggio giornaliero, nel conteggio poi da inizio pandemia. Infatti guardate, nella casella accanto c'è proprio il numero dei casi totali di positività da inizio emergenza. In Veneto si è superato abbondantemente il milione di casi, 1.151.107 positivi da inizio pandemia. Andiamo a scorrere la tabella e andiamo a vedere altri due dati sempre molto interessanti per noi. Sono quelli che riguardano le ospedalizzazioni in area non critica e le terapie intensive. Anche in questo caso dati, lo ricordiamo, da prendere con le pinze. Fatto sta che insomma rispetto alle ultime 24 ore si segnala un più 23 ricoveri in area non critica, mentre è incoraggiante, continua a scendere il dato che riguarda le terapie intensive che in Veneto rispetto alla mattinata di ieri fanno segnare un meno 3 terapie intensive, quindi 23 ricoveri in più, 3 terapie intensive in meno. Per quello che riguarda i decessi, lo diciamo sempre, è un dato difficile da commentare, difficile da analizzare. Comunque nelle ultime 24 ore constatiamo e vediamo il dato, eccolo qua, 18 decessi, appunto purtroppo vittime di questa pandemia. Noi fra poco ci collegheremo con Bassano del Grappa per un caso che ieri insomma ha visto una palazzina prendere fuoco, un incendio di proporzioni notevoli, di proporzioni importanti. Un uomo per sfuggire alle fiamme, al fumo, si è addirittura gettato nel vuoto. Fra poco avremo tutti gli aggiornamenti. In collegamento per noi ci sarà la collega Sharon Di Carlo, che vedo già
pronta a intervenire. Chiedo Numi alla regia se possiamo collegarci. Benissimo, regia sempre pronta, sempre attenta. E allora noi siamo a Bassano del Grappa, come vi anticipavo, con Sharon Di Carlo. Raccontaci, Sharon, cosa è successo e quali sono gli ultimi aggiornamenti su questo fatto di cronaca. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo appunto venuti qui in via Dante al civico numero 9 per capire un po' più da vicino che cosa sia successo l'altra notte. Quello che è chiaro fino adesso è che è stata sfiorata una tragedia mossa da una follia del presunto colpevole, un trentenne bassanese, appunto geloso della sua ex fidanzata. Ma andiamo per gradi. Era più o meno l'una circa quando l'uomo avrebbe visto l'ex fidanzata con il vicino di casa, ed è stato questo il fatto a scatenare la sua ira. L'uomo quindi avrebbe incendiato le auto appunto della sua ex fidanzata e del vicino di casa, una Fiat 500 e una Lancia Y. Ci sono ancora le orme dell'incendio nel suolo e non contento si sarebbe avvicinato alla palazzina, sarebbe salito nel secondo piano, avrebbe dato fuoco alla bussola del pianerotto, una bussola centrale più o meno agli alti appartamenti della palazzina. Questo incendio avrebbe provocato un fumo insopportabile all'interno della palazzina, quindi arrivati immediatamente i soccorsi dei vigili del fuoco e del SUEM, e un uomo per la paura, per il panico, si è gettato dal terzo piano, quindi un volo di più di 8 metri, e ora sarebbe ricoverato in terapia intensiva. Un altro ferito, un uomo avrebbe riportato delle ustioni al volto, quindi Alex, una tragedia veramente sfiorata, anche perché nel secondo piano della palazzina, dove appunto l'uomo avrebbe dato fuoco alla bussola, c'era anche gas e caldaia, quindi parliamo veramente di una tragedia sfiorata. Sono molto importanti i dettagli su questa notizia di cronaca che ci stai dando, perché effettivamente, come si suol dire, poteva andare peggio, ma resta comunque l'importanza di una notizia, di un fatto che immagino abbia scosso anche non solo diciamo coloro che ne sono venuti a conoscenza, ma in particolar modo il vicinato. Non so se Sharon hai avuto modo di raccogliere qualche voce, di sentire qualche impressione da parte dei vicini, oppure insomma sarà materiale che insomma svilupperemo poi nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione. Cosa dicono magari i vicini, le persone che conoscevano? Guarda Alex, sì, abbiamo ascoltato 2 vicini di casa fino adesso e nessuno si è accorto di niente. Una signora ci ha raccontato di essere era a letto e ha detto che ha sentito un rumore molto forte, ma pensava che fossero dei petardi di giovani che magari giocavano qui nel vicinato. Non si è accorta di nulla, ha semplicemente sentito un rumore molto forte. Uguale per quanto riguarda un'altra vicina di casa, ha sentito un rumore ma nulla che potesse dar pensare a qualcosa di così estremo. Assolutamente. Allora noi ringraziamo Sharon Di Carlo per il suo collegamento con le immagini del collega Renzo Rigon. Rientriamo in studio perché insomma, come vi anticipavo, oggi tanti temi di attualità. Prima di prenderci una piccola pausa pubblicitaria, andiamo a introdurre quello che sarà il prossimo argomento appena torneremo appunto in studio. Perché insomma è di stretta attualità la rielezione del presidente Sergio Mattarella a capo di Stato, un Mattarella bis che ha accontentato qualcuno, ha scontentato altri, ma indubbiamente ha messo in evidenza alcune criticità della classe politica. Noi, prima di andare ad approfondire l'argomento, sentiamo nel prossimo servizio a caldo qual è stata l'impressione, quali sono state le sensazioni della gente. Certo, era quello che speravo, perché è stato un presidente nei 7 anni che ha governato
Ottimo. Questo è il fallimento della politica, tante beghe, tanti problemi e poi il prolungare il lavoro e i soldi che prendono. Molto contenti, molto contenti, va benissimo. È un fallimento della politica, ma nello stesso tempo mi fa piacere che sia andato almeno Mattarella, una persona di spessore. Non c'era nessun altro in grado di poterlo sostituire, secondo lei? Io per queste elezioni avrei voluto una donna che ci rappresentasse. Non siamo né contenti né scontenti. Chi secondo lei ha giocato male le carte? Chi l'ha delusa? La sinistra perché non ha espresso sostanzialmente, non ha avuto un confronto con la destra. Sono contenta che sia lui meglio di altre proposte, insomma. Dei nomi che erano emersi, nessuno l'aveva convinta? No. Poco coraggio e secondo me Salvini ha sbagliato un'altra volta la manovra e ha dato adito alla sinistra ulteriormente. È che non si mettono d'accordo, è una cosa vergognosa. Hanno fatto una figura da chiodi, si può dire? È una vittoria per la collettività nazionale, è una sconfitta per tutti coloro che fingono di fare le cose e invece ne fanno un'altra. È tutto un teatrino del patronato. Lei sapeva che sarebbe... No, essere come gli altri stati, Francia, Germania, presidenzialismo e basta. Mattarella secondo me è l'unico presidente che ci può rappresentare in questo momento. E Mattarella si è sacrificato. L'ha detto anche lui che i suoi progetti erano altri, dunque penso che sia una situazione vergognosa comunque. Insomma, avete sentito alcune opinioni, impressioni a caldo dei cittadini, eravamo a Treviso in questo caso, adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra 2 minuti e continuiamo a parlare della rielezione del presidente Sergio Mattarella. e 14, rieccoci in diretta con Focus TG, vi terremo compagnia, vi terremo informati fino alle 13:30 nella prima finestra di questa nostra striscia quotidiana dedicata appunto all'informazione del Veneto. Siamo andati a Bassano del Grappa per un fatto di cronaca che sicuramente ha scosso e non poco la domenica. Abbiamo visto insomma di questo incendio nella palazzina, di questa persona che si è addirittura lanciata nel vuoto dal terzo piano pur di fuggire alle fiamme. Poi insomma vi daremo ulteriori aggiornamenti su altri dettagli che riguardano appunto questo fatto. Adesso poi abbiamo introdotto l'argomento che è un po' sulla bocca di tutti in queste ore, la rielezione del presidente Sergio Mattarella. Abbiamo ascoltato cosa ci hanno detto a caldo i cittadini, ma per la politica, questo Mattarella bis, quali segni, quali strascichi, quali conseguenze ha lasciato e lascerà ad esempio nel centrodestra? Lo scopriamo in questo servizio in cui si cominciano un po' a delineare quelle che saranno le prossime mosse a breve proprio del centrodestra in Veneto. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quanto accaduto ieri non rompe alleanze, non cambia qualcosa nelle alleanze sul territorio? Diciamo che oggi il centrodestra non c'è e dai prossimi giorni dobbiamo ricostruirlo. Come ricostruirlo? Spetta appunto alle persone di buona volontà che hanno voglia di sedersi attorno a un tavolo e condividono principi comuni. Le amministrative sono fra poco però. Certo, quindi sediamoci domani se volete. Fare in fretta e fare subito perché le macerie del centrodestra sono ancora lì, 24 ore dopo il Mattarella bis. In Veneto la coalizione cerca di raccogliere i cocci e se già in passato gli strappi tra quanto accade a Roma e quanto accade in Veneto sono stati ricuciti, stavolta non è facile spiegarlo agli elettori. Anche perché se con Forza Italia il rapporto ormai da tempo non è dei migliori, per usare un eufemismo, in questo caso gli stracci sono volati e volano tra Fratelli d'Italia e Lega. Ma il reset, spiega De Carlo, può e deve essere messo in atto con le elezioni amministrative alle porte. Io credo che in questo momento dove il centrodestra va ricostruito
vada ricostruito sì sulla politica ma anche tanto sui rapporti umani. Siccome io ho degli ottimi rapporti umani con il coordinatore della Lega Stefani, io credo che gente che condivide tanti ideali possa comunque ritrovarsi. È una battuta d'arresto, è anche per noi un motivo di riflessione che io farei non a caldo, perché a caldo siamo tutti un po' incazzati. Discussione ancora più forte in casa Lega con la leadership di Matteo Salvini ormai messa in discussione anche da una fetta importante della base. In queste ore le chat dei leghisti sul territorio ribollono di messaggi di elettori infuriati. Stiamo con la barra dritta. È chiaro che questa cosa non passerà inosservata. Lascerà degli strascichi. Perché è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, però vedendo come stiamo amministrando assieme in tante città, in tante regioni, ecco, bisogna sedersi e dire va bene, in che direzione andiamo, perché poi ci sono anche delle peculiarità territoriali che non sono uguali in tutta Italia. E Forza Italia? De Carlo ha una idea precisa che pesa come una sentenza. Su Forza Italia ormai credo che si sia un po' depositata e abbia decantato questa visione secondo la quale ci sia uno spostamento di Forza Italia un po' più verso, non dico il centro, ma quasi in sintonia piena con il PD, quasi fosse un nuovo Nazareno, per cui ci stupiamo molto meno di quello che è accaduto. Ma gli azzurri non ci stanno e rivendicano il loro ruolo. Forza Italia è l'elemento che stabilizza tutto il centrodestra. Abbiamo visto in tanti comuni dove noi portiamo competenze, ma soprattutto portiamo il voto dei centristi, dei moderati. E sono sicuro che troveremo una quadra su tutti i prossimi comuni. Resta il tempo che stringe e la volontà di non far saltare tutto in aria, anche se il botto del Mattarella bis si è sentito come una scossa di terremoto difficile da dimenticare. Io lascerei decantare un po' e poi insomma una quadra la troveremo sempre, perché comunque siamo affini e sappiamo che né noi né loro amministriamo nulla da soli, o meglio in pochissime parti. Credo che una quadra sulle cose che ci uniscono la dobbiamo trovare. E sulla questione ha idee molto chiare anche l'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, che non le manda di certo a dire al centrodestra e a Matteo Salvini. Tutte le ragnatele politiche erano destinate a crollare, perché forse dipende che i ragni non erano alla grande altezza. Salvini deve anche lui prendere coscienza della realtà e non vivere sull'iperuranio o sulle nuvolette. Questo dico a Salvini. Piedi per terra, imita Gentilini, segui Gentilini. Il centrodestra non è ancora pronto per prendere in mano la gestione dell'Italia e quindi è inutile fare i sogni di gloria. Quindi ognuno deve leccarsi le ferite. Il pragmatismo di Giancarlo Gentilini, ricetta vincente delle sue amministrazioni, non potrebbe essere più chiaro in questo post Mattarella bis. Salvini tessitore improvvido e un centrodestra disintegrato, quando sarebbe stato molto più concreto, dice lo sceriffo, guardare la realtà, la necessità del ritorno del capo dello Stato. Era l'unica soluzione, perché il binomio Mattarella-Draghi non poteva assolutamente essere rotto, perché altrimenti saremmo piombati in una crisi di cui non si conoscevano le risultanze. Ma io ho bisogno di uomini che siano in grado di gestire la res pubblica e purtroppo non vedo altre alternative a Mattarella e a Draghi. Un centrodestra da ricostruire, dice Gentilini, partendo dall'umiltà. Ognuno deve mettere da parte i propri desideri di contare. Cioè, Salvini forse non ha dei buoni consiglieri o lui rifiuta di sentire i consiglieri. Questa è una cosa grave, sai? E adesso vediamo come l'hanno presa le categorie economiche. Si sono espressi tanti ai nostri microfoni. Ebbene, il parere dominante è che sia stata l'ennesima, forse, occasione persa dalla politica. Vediamo.
La rielezione del presidente Mattarella per il paese è una certezza, ma certamente il teatrino che abbiamo visto in questa settimana è sconfortante. Le parole sono di Mario Pozza, presidente Union Camere, che dall'estero affida a queste righe il pensiero che raccoglie il sentimento di tutto il mondo camerale. Mi sembra che ci sia uno scollamento, dice, tra il paese e i partiti. La frustrazione è mia e delle delegazioni di imprenditori che mi sta accompagnando in questo viaggio. Ugualmente severo il giudizio di Ascom Confcommercio, con il presidente Federico Capraro che oltre alla stabilità chiede ora all'asse Mattarella-Draghi di fare un passo avanti. L'Italia non è riuscita ad esprimere una soluzione politica. La politica perde ancora a causa dei partiti che sono incapaci di fare politica perché in costante campagna elettorale, soprattutto in questo periodo in cui invece c'è bisogno di interventi importanti per il Paese. È una politica che dimostra di offrire alcune garanzie ma di non credere nel futuro, nel rinnovamento, e dimostra di non avere coraggio. Questa è una politica di slogan, ho paura che anche il PNRR stia diventando uno slogan, quando invece le risorse dovrebbero essere impiegate per rimettere mano a questo Paese. Di spettacolo poco edificante parla anche Patrizio Bertin, rappresentante del mondo del commercio veneto. Il ticket Mattarella presidente, Draghi premier è in questo momento l'unico che possa garantire la stabilità di cui ha bisogno il Paese, aggiunge. L'esito delle votazioni alla Camera di questa settimana dimostra ancora una volta la crisi di un sistema politico. E alla continuità fanno appello anche gli artigiani. Mattarella, dice Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, è una garanzia per la governabilità dell'Italia e per l'attuazione delle misure necessarie a far ripartire lo sviluppo. Confidiamo, conclude Bernardi, che il mondo della politica guardi al gesto del Presidente come ad un esempio a cui tendere. E insomma, le idee, le opinioni, le considerazioni sulla rielezione del Presidente Sergio Mattarella mi permettono di fare un assist alla nostra collega Chiara Gaiani da Padova, che magari ci parla indubbiamente e sicuramente di politica e magari ha avuto anche modo di ascoltare insomma un po' di sensazioni su questa rielezione di Mattarella. Intanto ben ritrovata Chiara, buongiorno, cosa ci racconti da Padova? Buongiorno Alex, un collegamento che inizia in perfetto stile calcistico, direi. Esatto. Questo. È una battaglia quella che... No, c'è una partita di calcio insomma che si sta combattendo anche in città, a Padova. Ovviamente quello che accade a Roma potrebbe scuotere anche gli equilibri che si erano un po' definiti qui, perché Padova nel 2022 andrà alle elezioni del sindaco, quindi sappiamo insomma ormai 10 giorni si è candidato il sindaco uscente Sergio Giordani, è tornato a essere disponibile per la città, e questo fine settimana invece occhi puntati in questo fine settimana su Francesco Peghin, che si è candidato in modo civico per ora, ma che sappiamo essere sostenuto dalle forze di centrodestra, ed è proprio tra le forze politiche di centrodestra che dovrebbero sostenere questa candidatura che si stanno muovendo alcuni equilibri. La Lega farà una conferenza stampa ufficiale, forse neanche questa settimana, la prossima, per comunicare il suo sostegno a Francesco Peghin. Fratelli d'Italia questa sera qui a Padova riuniscono il circolo per decidere come muoversi al candidato Peghin, però chiedono dei programmi e ci hanno appena detto insomma il segretario cittadino che è quello che è successo a Roma, e questo strappo insomma che è stato annunciato sui social da Giorgia Meloni nei confronti di Salvini. L'elezione di Mattarella, insomma la rielezione di Mattarella insomma potrebbe creare qualche piccolo terremoto anche sulla politica cittadina, una politica che noi seguiremo insomma proprio da vicino in questi mesi, visto l'importantissimo appuntamento per la città di Padova. Assolutamente. Chiara, noi fra poco andiamo in pubblicità, ma al nostro rientro in studio parleremo del caro bollette, parleremo di tematiche che stanno molto a cuore ai cittadini. Riguardo questo, che cosa ci dici?
Ecco, riguardo questo c'è stata una presa di posizione proprio del sindaco Sergio Giordani, che ha annunciato che incontrerà questa settimana i vertici della partecipata cittadina proprio per capire che cosa si può fare. Lancia un appello ad ANCI e lancia un appello al governo fornendo dei dati. 3 famiglie su 10 hanno già chiesto la realizzazione dei costi dell'energia elettrica e del gas, lo hanno fatto 3 imprese su 5 solo da inizio anno. Davvero un momento molto preoccupante, davvero dati molto preoccupanti. Dati preoccupanti che poi svilupperai e svilupperemo noi nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione. Io ringrazio la collega Chiara Gaiani per essere sempre precisa, puntuale con i suoi collegamenti. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Noi rientriamo per lanciare la pubblicità, 2 minuti e torniamo da voi. Focus TG, ben ritrovati, sono le 12:30 e noi siamo come ogni giorno in diretta per portarvi l'informazione del Veneto dal Veneto. E allora, dopo i collegamenti con Bassano, con Padova, adesso ci spostiamo a Vicenza, dove ci aspetta il nostro collega Daniele Garbin. Daniele, quali novità da Vicenza? Buongiorno. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, il collegamento in questo momento lo facciamo da Campo Marzio. In questo luogo, tra un quarto d'ora più o meno, è stata indetta una conferenza stampa del sindaco Francesco Rucco con l'assessore Mattia Ierardi e presenteranno l'ulteriore tranche di lavori di impianto di una nuova serie di filari di piante. Ecco, quelle che erano all'interno del parco storico sono state sostituite con delle essenze più resistenti. È un'opera di immagine ma anche strutturale che va a sistemare un po' alla volta un altro tassello di questo campo, il più prestigioso e più importante del centro storico a Vicenza. Ecco, è importante e soprattutto anche a livello simbolico, ma anche per i cittadini, e soprattutto si inserisce in quel piano di ristrutturazione della zona che va a mira, insomma, a portare le persone a vivere nuovamente a questo parco cittadino, abbellendolo. Ecco, la strategia è quella di scoraggiare il degrado, che sappiamo benissimo esserci con la questione del degrado della droga e la microcriminalità. È importante perché sarà l'incontro con il sindaco questa mattina, potremo anche fare qualche chiacchiera in più e magari riuscire a fare una battuta su un altro paio di argomenti, ovviamente. Assolutamente. Sì, sentire la sua opinione per quanto riguarda l'elezione del Capo dello Stato, ma del weekend che è appena trascorso, che ha visto l'ennesimo blitz della Questura. Il nuovo Questore ha proprio organizzato, in questo momento stavo leggendo gli ultimi dati, identificate 612 persone, 180 cittadini stranieri, quindi un grande blitz soprattutto concentrato nel luogo della Movida, la Movida quella storica nel centro storico di via Contrapescherie Vecchie. Sapevamo che il sindaco aveva emanato un'ordinanza che era scaduta proprio la settimana scorsa e attendavamo anche l'esito di questo primo weekend di Movida liberalizzata, perché ricordiamo aveva disposto la chiusura anticipata di locale alle 20 e quindi si aspettava capire capire se ci sarebbe stato poi il ritorno alla vecchia, purtroppo, consuetudine in quella zona di vedere ancora risse e magari comportamenti. Il Questore invece ha giocato d'anticipo e ha quindi proposto lui dal venerdì alla domenica proprio una serie di controlli, oltre anche in provincia, ma proprio concentrati in quella zona. Chiederemo quindi un bilancio al sindaco anche su questo aspetto. Daniele, quindi mi sembra di capire, insomma, Vicenza in prima linea per la lotta al degrado e per la lotta alla criminalità. Noi ti lasciamo andare perché, insomma, si avvicina l'orario della conferenza, quindi buon lavoro Daniele, grazie per il tuo collegamento. Grazie Alex e arrivederci ai telespettatori a questa sera. E noi rientriamo in studio, ci riallacciamo a una tematica che aveva
affrontato poco prima del break pubblicitario la nostra collega Chiara Gaiani da Padova, parlando delle problematiche che riguardano l'aumento dei prezzi e il caro bollette. Prezzi, bollette e aumenti che stanno mettendo in difficoltà non solo le famiglie, non solo le imprese, ma anche i gestori dei centri sportivi, ad esempio come quelli natatori, come le piscine. Vediamo insieme. Centri sportivi e impianti natatori. Mondi in difficoltà fin dai primi mesi della pandemia. Adesso però al Covid e alle chiusure si aggiunge la problematica del caro bollette. Un'impennata di costi che rischia di mettere definitivamente in ginocchio l'intero settore. Ci aspettavamo un rincaro, sì, del doppio, probabilmente del triplo, ma siamo arrivati al quadruplo. E non è una situazione stazionaria, infatti il caro bollette più grave sarà poi quello del mese di gennaio. Siamo passati da 6.000 euro a 25.000 euro nel mese di dicembre. A questo si aggiunge un grandissimo abbattimento dei flussi d'utenza in impianto, oltre il meno 60% di persone all'interno delle nostre strutture. Non parlo solo come impianto bassanese, ma parlo come modello dei 65 impianti veneti. Iniziative come l'interrogazione parlamentare depositata dall'onorevole Germano Rachella sulla necessità di stanziare aiuti ai gestori di queste strutture sono un passo necessario per attivare un dialogo costruttivo col governo. Il governo ha il pallino in questo momento. Effettivamente col decreto di venerdì sono stati stanzionati 30 miliardi, una parte dovrebbe andare proprio sull'impiantistica pubblica, la stessa regione ha le mani legate a livello di budget, per cui stiamo aspettando poi le circolari operative di questi denari, anche perché la sostenibilità se no andrebbe in ricaduta alla nostra utenza. Un abbonamento mensile di nuoto dai 29 euro dovrebbe passare a 61 euro. Essere equiparati ai centri per la salute potrebbe essere un passo decisivo. È il futuro dei nostri impianti. Tenete presente che la nostra struttura gestisce tutte quelle categorie definite fragili. Dalla disabilità noi abbiamo circa 124 ragazzi, gli over 65 che con la frequenza quotidiana e l'allenamento costante evitano il farmaco e evitano tutta una serie di malattie croniche che purtroppo pesano e che stiamo vedendo da 2 anni sono diventate la vera emergenza. Riportare i ragazzi, i giovani, i bambini alla pratica dello sport è sicuramente una priorità, considerate anche le difficoltà di questi ultimi 2 anni, sia proprio per quello che riguarda la pratica sportiva che anche per tutti i risvolti che concernono la parte della socialità. Però quanto difficile, e soprattutto alla luce dei costi e dei rincari, quanto complicato diventa per una famiglia riuscire a garantire la pratica dell'attività sportiva ai propri figli. Sentiamo cosa ci dice la gente. In questi mesi qua sono più le lezioni che hanno saltato di quelle che hanno fatto e si pagano, ed è giusto perché gli allenatori, la gente che è là, bisogna pagare gli spazi e tutto, ma nessuno fa niente per aiutare. Ma i ragazzini di 12-13 anni che hanno abbandonato non tornano più. Dopo 1 anno, 2 anni non tornano più, si abituano solo a stare a casa con videogiochi e quello è un grosso problema perché nell'età in cui devono fare sport tu li chiudi a casa e poi figurarti se poi loro si mettono a fare fatica su un campo. I suoi figli cosa ne pensano in merito? Dio, si adeguano un po' alla situazione, ecco, per forza. Quindi loro comunque continuano, magari cambieranno lo stile di vita? Esatto, cambiano un po', sì, per forza, e poi si fa un po' il fai da te anche a casa, diciamo così. Ho notato il problema soprattutto per la DAD dei piccoli, perché ho 2 nipotini, uno di 7 e uno di 5. Tutti e 2 sono a posto, hanno fatto la vaccinazione, però sono a casa in DAD tutti e 2. E quindi è un problema grosso per i genitori che lavorano, eccetera. Ma riescono a fare magari anche sport, del movimento, li portano a fare sport? Non possono perché lavorano tutti e 2, in qualche modo devono lasciarli alla babysitter. Noi siamo a 50 chilometri da loro, quindi non possiamo sempre tenerli. È veramente una difficoltà grande. Sicuramente anche lo sport andrebbe aiutato anche dai comuni, da quelle che sono le istituzioni pubbliche nostre, o no?
Caro bollette e difficoltà che abbiamo visto interessano lo sport. La nostra collega Chiara Gaiani ci ha raccontato che le ripercussioni sono pesanti per le famiglie e per le aziende, per le imprese. Ebbene, adesso vi raccontiamo la storia di un noto albergatore di Jesolo che ha deciso di non riaprire la sua struttura dopo essersi trovato davanti a una bolletta di 17.000 euro. Se il Covid ha dato una mazzata pesante al settore turistico, il caro bollette è stato il colpo di grazia. Lo sta vivendo sulla sua pelle Matteo Rizzante, noto albergatore jesolano, titolare di 7 strutture ricettive, compreso l'Hotel Sorriso. A causa di una bolletta del gas appena ricevuta, Rizzante ha deciso di non riaprire come invece faceva solitamente in questo periodo. Poco più di 17.000 euro nel mese di dicembre, quando lo scorso anno aveva pagato 5.350 euro, meno di un terzo. Ci siamo ritrovati in una situazione qui a gennaio onestamente al di fuori dal nostro controllo, che è appunto quello del caro bolletta, già comunque da noi denunciato nel mese di novembre, poi rinfrescato nel mese di dicembre. Arrivati a gennaio abbiamo dovuto prendere la decisione di non riaprire più alcune delle nostre strutture e concentrare gli sforzi su una sola. Purtroppo questo è uno scenario che so che ha toccato tutte le aziende e toccherà tutte le famiglie. Il grido d'allarme è generalizzato. A Jesolo su 360 hotel solo 30 hanno la licenza per tenere aperto anche d'inverno, commenta Alberto Maschio, il presidente di AIA. Ma il problema si porrà anche per quelli che apriranno in primavera e estate, continua. I più fortunati si troveranno con aumenti del costo dell'energia del 208%, altri arriveranno al 280% e di aiuti dal governo non ne arrivano. Il non affrontare l'argomento dell'ultimo trimestre lo trovo veramente un arrangiatevi, ecco, non so come tradurglielo politicamente, non sono politico, ma la realtà è questa. E oggi appunto ho dovuto prendere la decisione di 2 strutture in realtà che normalmente in questo periodo sono aperte, ecco, dal punto di vista dell'hotellerie saranno chiuse. Rizzante posticiperà dunque l'apertura a marzo, ma l'amarezza è tanta. È un brutto lavorare, la situazione è peggiore dell'anno scorso dal punto di vista mentale, dal punto di vista psicologico, perché sono riusciti a creare secondo noi una grande fobia, c'è una paura di uscire che insomma si può tastare e questo lo vivono un po' tutte le realtà. Tanta cronaca, altri collegamenti, tanta attualità, poi la pagina dedicata alla sanità, insomma tanto di cui parlare ancora insieme fra 2 minuti. (12:44), giro di boa per questa edizione di Focus TG. Vi terremo compagnia fino alle 13:30 con tanta cronaca, tanti argomenti. Fra poco un aggiornamento sul terribile incidente che è avvenuto sulla A28, ne parleremo insieme al nostro collega Lucio Zanato, ma intanto facciamo il punto sulla situazione epidemiologica. I dati nella Marca sono in calo, per fortuna, anche se comunque resta alta l'allerta nelle scuole. Vediamo. Poco più di 24 ore per mettersi in regola. Dal 1 febbraio scatta l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Una platea che a livello veneto conta 160.000 persone, almeno 20.000 nel bacino dell'ULSS 2. Noi ne abbiamo circa 20.000, 22.000 ancora, ma credo che buona parte di questi si vaccineranno. Tenga presente che ci sono tanti positivi, che quindi sono diventati positivi, per cui si sono decisi a vaccinarsi. Ci sarà nella nostra provincia, credo, uno zoccolo duro 10-12.000 persone che sono
tra virgolette, contrari alla vaccinazione. Per queste persone, se fermate, scatterà intanto una multa di 100 euro. L'obbligo vaccinale per i lavoratori invece entrerà in vigore dal 15 febbraio. Da martedì 1 ancora servirà il Green Pass base, almeno per entrare in negozi, poste e banche. Domani il nuovo Consiglio dei Ministri dovrà decidere se prorogare le misure di contenimento da Covid-19, come l'utilizzo della mascherina all'aperto e la durata della validità del Green Pass dopo la dose booster. Sul piatto anche il destino delle discoteche, che potrebbero riaprire già a metà febbraio, in coincidenza con il momento in cui è previsto un significativo calo dei contagi. Previsione confermata anche dai dati trevigiani, che parlano di 2.312 positivi su 100.000 abitanti. Il picco fu 4.290 ricoveri, di cui 20 letti occupati in terapia intensiva. Molte ancora le classi in quarantena. Nella Marca sono 1.900, con una percentuale di positività nella fascia 0-12 ancora molto alta, 31%. E potremo, come dire, pensare di calare in modo consistente dal 7-10 di febbraio, in modo tale da poter quindi poi posizionarci verso la fine di febbraio a pochi posti letto occupati e anche alla ripresa effettivamente di buona parte della vita normale, perché credo che con l'inizio di marzo, se continua questo trend, potremmo dire di aver superato il periodo più difficile. Ci spostiamo adesso nell'ULSS 7 Pedemontana, dove oltre alle problematiche legate all'epidemia, legate alla variante Omicron, legate alla gestione degli ospedali, dei reparti Covid negli ospedali, le problematiche continuano ad essere legate anche a questioni di disorganizzazione e di disservizi. Vediamo insieme. Si punta sul progetto della nuova palazzina per passare alla riduzione del servizio di senologia e alle tantissime segnalazioni dei cittadini che arrivano ogni giorno in redazione. È stata ancora una settimana, l'ennesima, con cittadini che chiedono risposte alla direzione generale dell'ULSS 7, che vogliono più servizi sanitari e meno operazioni immobiliari, un sabbassiano sempre più potenziato e meno disorganizzazione, così come è percepita dai pazienti, convinti ad esempio che la nuova palazzina sia altro inutile cemento. Parliamo della palazzina voluta dalla direzione generale dell'ULSS 7 nell'area del San Bassiano, nuovo cemento che associazioni e comitati speravano di evitare. Le proposte non sono mancate in questa settimana. Perché non assumere personale e acquistare attrezzature per migliorare la sanità invece di proseguire con la palazzina? E serve anche investire in tecnologia, in nuovi macchinari che possano accelerare magari i tempi di esecuzione degli esami diagnostici piuttosto che delle operazioni chirurgiche. E parte così, lanciata sul web, una petizione, una raccolta firme virtuali perché la direzione dell'ULSS riveda le sue scelte, centinaia di firme in poche ore per coinvolgere la comunità. Chiedere quantomeno il rispetto di quelle che sono le schede sanitarie approvate nel 2019 dal Consiglio regionale del Veneto. Non si capisce perché la direzione dell'ASL abbia preso delle decisioni che non sono coerenti con queste schede. Dimenticavamo, anche il sindacato degli infermieri non capisce perché questi professionisti debbano essere messi alla guida delle automediche. Non è il loro compito, dicono, vanno assunti autisti. Non ci sono scuse in questo ambito, è solo una scelta ben precisa dell'amministrazione. E poi le segnalazioni, sempre più numerose, su quello che i pazienti vivono sulla loro pelle. Eccone una fra le tante. Sto pensando, se vai nel caso di dover fare tutto questo casino, o smettermi di curarmi, perché io quasi ho deciso di non curarmi più. Avete sentito bene? Una frase, una testimonianza, una decisione che solo ad ascoltarla fa raggelare il sangue nelle vene. A parlare è un 85enne malato oncologico che ha vissuto e sta vivendo sulla sua pelle la disorganizzazione dell'ULSS 7. E ascoltate adesso cosa gli ha riferito il medico di base. Il dottore mi ha detto che se io voglio operarmi subito non devo aspettare le lungaggini dell'ospedale di Bassano perché si va alle calende greche, dovrei accettare di andare a Sant'Orso. E le vostre voci sono quelle che meritano più di tutte di essere ascoltate. Chi soffre e chiede aiuto ha sempre la priorità su tutto.
E come vi anticipavo, adesso ci colleghiamo in diretta con il nostro collega Lucio Zanato che ci racconta del terribile incidente, del tragico schianto che si è verificato sulla A28. 2 giovani donne hanno perso la vita, grave una neonata. Lucio, raccontaci che cosa è successo e soprattutto gli ultimi aggiornamenti. Allora intanto buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete le immagini, non mi vedete a me ma perché io sono in macchina, siamo all'entrata di Villotta dell'A28. Perché vi faccio vedere queste immagini? Perché andremo a vedere il luogo dello schianto ieri sera intorno alle 21:40. Voi sapete che in autostrada non ci si può fermare e quindi vi porterò direttamente, proprio in diretta, insomma vi porterò nel luogo, lo passeremo, poi ci fermeremo su una piazzola lì vicino e concluderemo il collegamento. Intanto vi racconto cosa è successo. A28 da Portogruaro verso Conegliano, tanto per intenderci, siamo in Friuli ma siamo a confine con il Veneto. Ecco qui che rientriamo. Lungo questo tratto, questi 2 svincoli sostanzialmente, ieri sera intorno alle 21:40 stava rientrando Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano, e Jessica Fragasso, 20 anni, di Marino di Piave. Dietro a loro c'erano i genitori di Jessica. Le 2 auto erano una Panda con alla guida Sara, mentre la 500 con la guida il papà di Jessica. Sara tra l'altro dietro il sedile posteriore aveva le 2 figlie, una neonata e una bimba di 2 anni. A un certo punto, adesso vedete questo tratto di strada rettilineo, adesso noi poi passiamo sopra un cavalcavia, questo è un tratto di strada, evidentemente l'autostrada lo permette, si dovrebbe andare intorno ai 130 orari. Insomma è successo questo, intorno alle 21:40, a una velocità sicuramente ben maggiore, un SUV, un Defender è piombato sostanzialmente contro i due veicoli, il primo, cioè la 500 dei genitori di Jessica, diciamo, ha prima spunto speronato da 500 dei genitori di Jessica, dopodiché carambolando ha preso in pieno la Panda invece condotta da Sara Rizzotto. È stato uno schianto veramente molto forte. Le immagini, le foto di ieri sera, perché i mezzi adesso sono sotto sequestro quindi non possiamo andarli a vedere, ma comunque lo schianto è stato decisamente molto forte e soprattutto la Panda si è assolutamente accartocciata. Quello che è accaduto, quello che hanno visto i soccorritori all'arrivo, quando sono scattati immediatamente i soccorsi chiamati da un motociclista che stava arrivando, è stata una scena davvero difficile, perché le 2 giovani donne erano già morte quando sono arrivati i sanitari del SUEM, incastrate tra le lamiere. Dietro, protette molto probabilmente dai sedili dedicati ai bambini, c'erano invece ancora vive le due bambine, la neonata e la bambina di 2 anni, ricordiamo le 2 figlie di Sara Rizzotto. Sara Rizzotto tra l'altro dal 2019 lavorava all'US 2 Marca Trevigiana nella sede di Conegliano, e quindi c'è anche il cordoglio sostanzialmente dell'unità sanitaria locale. Non solo c'è stato questo momento drammatico appunto per le 2 morti, ma anche per il fatto che i genitori di Jessica, che erano sul sedile, che erano sull'auto che seguiva sostanzialmente, hanno visto in diretta morire la figlia. Ecco, questo è il luogo dell'incidente. Vedete, abbiamo appena passato le linee rosse e adesso noi ci fermiamo qui velocemente, vi farò vedere il luogo dove c'è stato realmente lo schianto. Perché vi faccio vedere il luogo dove c'è stato realmente lo schianto? Perché in tutto questo il bulgaro, diciamo così, ovvero il conducente del SUV, che era responsabile dell'incidente ad alta velocità, l'auto dopo il colpo ha carambolato, si è capovolta su se stessa. Ecco, il bulgaro è riuscito ad uscire dal Defender nonostante ferito,
è scappato, non ha prestato soccorso, non è rimasto sul posto, ha tentato la fuga, ha tentato di dileguarsi con il risultato insomma, che ha saltato questo guardrail. Vi faccio vedere, ci sono ancora i segnali, qui c'è ancora i segnali della presenza dei sanitari che hanno cercato di intervenire, lì in fondo come vedete ci sono i punti dove ci sono state le rilevazioni e in fondo, eccolo là, scusate se tremo un po' ma è distante, questo è il punto dove il bulgaro ha tentato la fuga per i campi. Fuga per i campi che è terminata poco dopo, adesso io ovviamente non potendo stare fermo sull'autostrada io ritorno, intanto vi racconto il resto. Ha tentato, dicevo, la fuga per questi campi a piedi ed è sparito nella notte nonostante fosse ferito. Però aveva lasciato il telefonino dentro il Defender che a un certo punto, quando sono arrivati gli agenti della Polstrada, hanno sentito squillare. A quel punto uno degli agenti ha risposto e in poco tempo è riuscito a capire dove si trovava praticamente il bulgaro e così già nel corso della serata di ieri è stato prelevato e adesso è agli arresti e dovrà Io rientro in auto. Ti ringrazio Alex, se ci sono delle domande. Ti ringrazio per questo tuo collegamento live, purtroppo disturbato da una leggera interferenza, ma sei stato comunque molto chiaro. Noi ringraziamo il collega Lucio Zanato che ci ha raccontato e ci ha fatto vedere insomma, il luogo di questa tragedia. Sicuramente poi approfondiremo tutte le tematiche e tutti gli altri aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni dedicate all'informazione. Adesso chiudiamo la pagina che avevamo aperto dedicata alla sanità, dedicata all'evoluzione insomma, dei contagi in Veneto. Abbiamo fatto il punto nella Marca, abbiamo parlato delle difficoltà e della disorganizzazione nell'ULSS 7 Pedemontana. Diamo di nuovo una letta al report di Azienda Zero per chi si fosse messo in collegamento con noi solo da pochi minuti, quindi avesse perso la prima parte di Focus TG. Diamo un'occhiata al bollettino, è il bollettino che riguarda le variazioni rispetto alle ultime 24 ore in Veneto. Come sempre, insomma, essendo il bollettino del lunedì, essendoci di mezzo la domenica, sono dati da contestualizzare, da interpretare, insomma da prendere un po' con le pinze, come diciamo noi. Fatto sta che nelle ultime 24 ore in Veneto si segnalano 4.877 nuovi positivi che vanno a portare gli attualmente positivi in Veneto a 247.513. Per quello che riguarda le ospedalizzazioni e le terapie intensive, ricoveri in area non critica più 23 nelle ultime 24 ore, scendono di 3 unità le terapie intensive. Purtroppo anche oggi dobbiamo constatare il decesso di 18 persone. Andiamo adesso a vedere come stanno andando invece le vaccinazioni. Anche questo è un report che ci fornisce la Regione del Veneto, monitoraggio che fa riferimento ai dati alla mezzanotte di ieri. E dunque dosi somministrate, il delta rispetto appunto alle 23,59 del 29 di gennaio, quindi nelle ultime 24 ore ci sono stati 32.354 nuovi vaccini inoculati. Di questi le prime dosi 1.574, i cicli completati 5.860 e le dosi booster quasi 25.000. Numeri che quindi hanno fatto segnare sicuramente del movimento durante la domenica. Il totale dei vaccini inoculati, somministrati in Veneto dall'inizio della disponibilità appunto dei vaccini sale quindi a 10.392.347. Andiamo a dare un'occhiata prima di andare in pubblicità come sta andando la vaccinazione per i bambini, per i ragazzi di età fra i 5 e 11 anni. Ebbene, il 31% possiamo dire ha già ricevuto
la prima dose, quasi il 20%, il 18,9% ha completato il ciclo con la seconda vaccinazione, il 32% ha effettuato una prima dose e ha già prenotato la seconda, quindi insomma sono dati che crescono di poco, ma comunque crescono. Noi adesso ci prendiamo 2 minuti di pubblicità, rientreremo qui con voi per l'ultima mezz'ora di Focus, che sapete essere contraddistinta dal fatto di essere molto variegata. Parleremo di sport, parleremo di cultura, di spettacolo, di turismo, ancora di attualità, ancora con un collegamento da Padova per gli ultimi aggiornamenti sia sulla politica che sulla cronaca. Insomma, aspettateci, fra 2 minuti torniamo. Focus TG, rientriamo in diretta, sono le 13:03. Ebbene, da domani, lo sapete, scatta l'obbligo di Green Pass anche per le tabaccherie, per le edicole, e noi siamo andati a testare, a sentire l'umore degli esercenti. Uno dei temi più caldi e discussi al momento è l'obbligatorietà dal 1 febbraio di esibire il Green Pass all'interno di edicole e tabaccherie. Questo è quanto prevede l'ultimo DPCM firmato dal Premier Draghi. E c'è chi è contro. Si perde più tempo a tirar fuori il Green Pass che a rimanere in edicola per acquistare il giornale, dove si perdono circa 5 minuti scarsi. Chi è combattuto. Per quanto riguarda, diciamo, la sicurezza, sicuramente va bene, perché è una sicurezza appunto che dà a tutti i cittadini, mentre per quanto riguarda il discorso del lavoro vero e proprio, diciamo, può creare soprattutto a me dei problemi, perché avendo un negozio molto piccolo, appunto, mi può creare disagi per me e anche per la gente che magari può aspettare fuori. Comunque, se le regole sono queste, ci atteniamo alle regole, insomma. Ma anche chi è a favore dell'obbligatorietà. Io, come molti miei colleghi, sono favorevole al Green Pass, perché è una misura che permette a tutte le attività di restare aperte. È chiaro che è difficile poi scaricare il controllo sugli esercenti, come è stato per i bar, e per noi è ancora più difficile per la quantità di persone con cui veniamo a contatto ogni giorno. Dovrebbe essere non a nostro carico, così come la sanzione. Invece che i 400 euro al cliente, 400 euro all'esercente, 800 euro a chi non entra senza Green Pass. Penso che se ci sono delle regole, sono da seguire per tutti. Quindi se dobbiamo usare il Green Pass, lo usiamo. Sicuramente porterà delle difficoltà, si superano. Adesso parliamo di sicurezza e vi sveliamo qual è il comune più sicuro della Valle dell'Agno. Dove abita la sicurezza? Si dice che si sia stabilita nella Valle dell'Agno e che abbia preso casa a Castelgomberto. A mettere in circolazione questa voce i dati ufficiali della prefettura di Vicenza. Tra il 2015 e il 2021, in un arco di 6 anni, sono dimezzati i furti in appartamento, passati da 34 a 17. In calo anche i furti nei negozi, oltre al fatto che si contano meno auto rubate. Nel 2021 nessun borseggio, nessuna rapina, nessuno scippo, niente estorsioni o reati legati alla prostituzione. Taglio netto anche alle truffe informatiche, passate da 17 nel 2015 a 8 nel 2021. Unici numeri in aumento, quelli legati agli stupefacenti. La droga raddoppia 2 volte e i reati passano da 1 a 4. Reati che però nel complesso diminuiscono dai 176 del 2015 ai 98 nel 2021, che significa un calo netto del 44%. I reati di maggior rilievo per le comunità sono diminuiti costantemente. In particolare per Castelgomberto, nonostante sia un crocevia importante tra la Valle dell'Agno e la città di Vicenza, con il passaggio attraverso la Valle dell'Onte, siamo risultati il comune con l'indice di delittuosità più basso di tutta la Valle dell'Agno.
In effetti il dato più impressionante è l'indice di delittuosità, che è quasi un terzo rispetto alla media della provincia di Vicenza, 882,6 contro 2482,92. Ed oltretutto questo è il dato più basso in assoluto della Valle del Chiampo. Di certo però non bisogna abbassare le guardie, perché come la criminalità segue l'evolversi della nostra società e delle nostre situazioni, anche noi dobbiamo comunque continuare a mantenere questa condotta e anche a migliorarla per garantirci un futuro migliore e un'ulteriore diminuzione di quello che è la nostra situazione a livello di sicurezza. E come vi dicevo, siamo pronti per collegarci con Padova, con il nostro collega Francesco Ratai, che ci fa il punto della situazione. So che stamattina ha avuto modo anche di ascoltare un po' l'umore dei padovani sulla rielezione del presidente Sergio Mattarella. Allora, se tutto è ok, io cedo la linea al nostro collega Francesco Ratai, che si trova lì con Cristian Roque Allende. Buongiorno Francesco. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Dici bene, stamattina abbiamo sentito un po' i padovani e non solo, c'erano anche dei turisti, e abbiamo appunto chiesto cosa pensassero della rielezione di Mattarella. In molti si sono detti contenti della rielezione, ma fondamentalmente dispiaciuti di come è andata, nel senso, sulla persona Mattarella lo conosciamo, ci dicono non abbiamo niente da dire, ci fa piacere che sia ancora lui a guidare la Presidenza della Repubblica. Vero è che il metodo con cui è stato eletto il Presidente della Repubblica, con trattative molto lunghe, con un presidente Mattarella che aveva chiesto di non essere rieletto perché aveva fatto un appello molto esplicito, il presidente uscente e entrante, di non essere eletto, e questo ha colpito molto i padovani, il fatto che non sia stata rispettata la sua volontà, e si dà un'interpretazione di, possiamo dire, beghe politiche che vanno oltre al bene comune. Questo è il sentore e questo dei poi padovani. in linea anche, Francesco, con quello che ci hanno riferito gli altri nostri colleghi, insomma, anche da Treviso, anche la tua collega che conosci benissimo, Chiara Gaiani, anche lei da Padova. Insomma, l'umore è un po' questo. Quali altre notizie invece ci porti da Padova? Invece, più che da Padova, passiamo all'Alta Padovana, perché è stato un fine settimana di controlli per la polizia locale del Campo San Pierese, che è un'unica polizia locale che gestisce i 10 comuni appunto di quell'area. Scusatemi. C'è stato un controllo di un bar in una frazione di Borgoricco, e quando sono entrati gli agenti della polizia locale, il gestore ha iniziato a sbraitare, ha iniziato a dire: voi non potete controllare niente, voi non potete, non avete il diritto, ha citato quelle che secondo lui erano delle fonti giuridiche, ha intimato soprattutto gli avventori a non mostrare il Green Pass, il certificato verde, al che gli agenti della polizia locale hanno spiegato che il fatto di non avere il Green Pass o non presentarlo comportava una multa di 400 euro. In quel momento tutti hanno avuto il Green Pass e l'hanno mostrato, tranne il titolare del bar, che non aveva il Green Pass, non aveva la mascherina, è stato multato, una multa di 1.000 euro. E cosa ancora più grave per lui però è la chiusura del locale, perché un paio di settimane fa lo stesso controllo era stato effettuato dai carabinieri, che avevano riscontrato la stessa identica situazione. Ora le serrande di questo bar rischiano di restare chiuse e abbassate per 30 giorni, quindi un danno decisamente importante per un'attività di quel genere. Ci sarebbe un'altra notizia sempre dall'Alta Padovana. Vai pure, Francesco. Questa è successa sempre nel Campo San Pierese, a San Michele delle Badesse,
dove è stato fermato un automobilista, uno dei controlli appunto di routine. Alla richiesta della patente, l'uomo prima ha detto di averla dimenticata a casa, di averla smarrita, non sapeva dov'era, stava tergiversando. A un controllo dei dati anagrafici è risultata che la patente, questo signore, era scaduta da 6 anni e non era mai stata rinnovata. Quindi per lui partirà una multa che va, ve lo dico precisamente perché vogliamo essere precisi, dai 158 euro ai 638 euro, quindi una multa molto consistente. Ma soprattutto, essendo scaduta da più di 5 anni, col nuovo codice della strada, il proprietario della patente, se vorrà tornare in possesso, dovrà fare appunto una prova pratica di guida chiamata esperimento di guida per accertare che abbia conservato le capacità del guidare. Il signore era in giro in macchina, quindi pensiamo per lui che le capacità almeno le abbia. Grazie per la tua precisione, grazie a Francesco Rattai per il suo collegamento da Padova. Noi rientriamo in studio e ci spostiamo a San Zenone degli Ezzellini, perché il primo cittadino di appunto San Zenone lancia un allarme, o meglio un'allerta truffe, mettendo appunto in chiaro che insomma tutte le persone che dovessero ricevere in questo periodo delle telefonate sospette devono prestare la massima attenzione. Vediamo. Ieri sera mi arrivano delle telefonate da parte di alcuni cittadini che mi chiedono che tipo di indagini stia facendo il comune, perché una signora sta chiamando i cittadini, specialmente quelli superiori ai 60 anni, chiedendo alcune informazioni. Il problema è che il comune non sta facendo alcun tipo di indagine attualmente. Il censimento è finito poco prima di Natale e nessuna rilevazione da parte degli uffici è in corso. Per questo il comune di San Zenone ha emesso un vero e proprio alert alla popolazione. Attenti quindi a sedicenti operatori alla ricerca probabile di informazioni sensibili. Ci siamo sentiti di divulgare subito questa notizia e questo alert, dicendo ai cittadini di fare attenzione. Perché? Perché può essere che si tratti di una truffa. Più in generale il consiglio è quello di tenere gli occhi aperti anche su movimenti sospetti. Con il rientro dalle festività sono aumentate le segnalazioni di furti e tentati furti, soprattutto in condomini e garage. Noi come comune comunque ci siamo attivati facendo ad esempio intervenire, spostando gli orari ad esempio della polizia locale, facendoli intervenire anche in orari serali. Abbiamo attivato i varchi per il controllo delle targhe, quindi degli accessi delle automobili e quant'altro che passa in paese. La protezione civile e i volontari, che ringrazio sempre, si sono attivati per sorvegliare il territorio, diciamo, negli orari specialmente notturni. Sicurezza condivisa con le forze dell'ordine e con i carabinieri della stazione di Asolo, che sono sul pezzo, che stanno lavorando logicamente a questo e ad altre emergenze che ci sono. Ci spostiamo adesso a Montebelluna, dove è stata inaugurata una panchina bianca in memoria delle vittime, di tutti quelli che insomma hanno perso la vita sul lavoro. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a Luciano, nonno di Mattia, che con tanta sofferenza ma anche affetto ha ridipinto mettendo a nuovo questa panchina. La panchina bianca con una targa ai caduti sul lavoro, collocata a 2 passi dal comune di Montebelluna, è dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne morto il 29 aprile scorso in un cantiere a Montebelluna, e ad Andrea Soligo, il 25enne, sposato con 2 figli, rimasto vittima in un'azienda di Tezze sul Brenta lo scorso 5 gennaio. Anna, sorella di Mattia, ha letto una poesia. Si lavora per mantenere la famiglia, si lavora per crearsi un avvenire, si lavora non di certo per morire. Abbiamo voluto questa panchina, ha continuato la mamma di Mattia, Monica Michelin, perché sia un segno visibile a tutti. Basta parole, dobbiamo fare qualcosa di concreto. La panchina bianca vuole essere anche un messaggio per quei datori di lavoro responsabili di questi omicidi, ai quali poco importa la sicurezza dei loro operai, preferendo il profitto e il guadagno alla vita umana.
Alla cerimonia erano presenti Monsignor Antonio Genovese, il sindaco Adalberto Bordin, con diversi assessori e consiglieri comunali, i rappresentanti di CGIL e CISL e di diverse associazioni, operai, cittadini ed amici. Tutti insieme per fermare le stragi nei cantieri. Ricordo che nel 2021 solo in Italia sono stati 1404. I sindacati presenti hanno richiesto maggiori controlli negli ambienti di lavoro e più personale affidato allo SPISAL, il servizio dell'ASL che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro. Servono atti concreti per affrontare il tema delle morti sul lavoro. Il primo atto concreto è aumentare il numero dei controlli e degli ispettori, della loro preparazione, perché se siamo sui territori per controllare i luoghi di lavoro possiamo impedire queste tragedie. Cambiare l'approccio culturale a partire dall'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Lì abbiamo tutta la strumentazione per fare la prevenzione e la formazione per combattere questa piaga. Un tema tristemente attuale con la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto il 21 gennaio all'ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Lauzacco, colpito da una barra d'acciaio di 150 kg. Un pensiero, Monica, lo ha rivolto anche a lui. Ho pensato alla sua mamma e al suo papà di quel ragazzo. Ho pensato a lui, alle sue ali spezzate. Cambiamo decisamente argomento. In agricoltura si calcola in 90 milioni di euro. Pensate i danni per le gelate primaverili dell'anno scorso, danni che molte compagnie assicurative non sono più disposte a coprire. Vediamo. 90 milioni di euro è l'ammontare in tutto il Veneto dei danni causati ai frutteti dalle gelate dell'aprile scorso. Ennesimo effetto tangibile dei cambiamenti climatici di fatto entrati definitivamente nel ciclo delle stagioni. Il dato arriva dal Consorzio di difesa di Belluno, Treviso e Vicenza, nato per proteggere dalle grandinate ed ora allargato alle molteplici produzioni agricole. Numeri pesanti che stanno incidendo sulle stipule delle polizze per questa nuova annata sui campi. Effettivamente stiamo riscontrando una difficoltà seria ad assicurare gli agricoltori, soprattutto alcune culture, dai rischi da gelo. Le culture che hanno più problemi sono principalmente quelle, precoci, a fioritura precoce. Parliamo principalmente di albicocco, ciliegio, susino, che effettivamente sono più esposte a questo rischio. Questo perché le gelate che si sono verificate negli ultimi 5 anni, 2 gelate molto importanti che invece non si verificavano da una serie storica molto lunga, sta creando delle tensioni al mercato assicurativo e già l'anno scorso abbiamo avuto difficoltà a mettere in copertura alcune culture. E se le assicurazioni non faranno più polizze per i frutteti, dal Confindifesa l'idea di agganciarli ai contratti assicurativi che vengono stipulati per il prosecco e non solo. Un nuovo fondo mutualistico o un'espansione del fondo già attivo e riconosciuto dal Ministero per dare risposta non solo alle fitopatie ma anche a problematiche da rischio gelo, perché non possiamo non dare una risposta ai nostri soci agricoltori. E adesso parliamo di un progetto ambizioso nel comune di Venezia, quello di portare l'Università del Vetro a Murano. Ho un'idea importante per l'isola di Murano, quella di portare l'Università del Vetro artistico nell'isola. È un'idea che ho proposto a qualche professore dello UAV ed è entusiasta. Andremo come idea a lavorare su 2 fronti. Il primo è sicuramente l'importanza di far capire al mondo che il vetro artistico è partito proprio da Murano, quindi l'arte che ormai è stata copiata in giro deve ritornare nell'isola come idea di partenza. L'Università di Venezia è chiave di volta per rilanciare il vetro di Murano, in un momento di grande difficoltà per le aziende e le fornaci, molte delle quali hanno già chiuso a causa della crisi economica tra Covid e caro bollette. Ecco i giochi da giocarsi per il rilancio. Portando nuovi residenti e quindi nuovi studenti potremo rivitalizzare l'isola con le attività produttive necessarie per creare i servizi necessari alla gente che purtroppo l'isola ha perso nel tempo i propri residenti. Quindi un'iniezione di residenza in più e aiutare le aziende che appunto lavorano al vetro a Murano.
Servono però anche aiuti coordinati e organizzati ad ampio raggio. Dopo gli aiuti della Regione Veneto e dello Stato, sicuramente bisogna intervenire sull'attività produttiva del vetro per creare una condizione strutturale favorevole per continuare le attività. Restiamo a Venezia per parlare del Carnevale che partirà il 12 di febbraio. Ebbene, in questo servizio vi sveliamo alcune anticipazioni. Il Carnevale a Venezia ci sarà, mentre Vera e il Comune stanno lavorando alacremente dietro le quinte per definire il programma, la rassicurazione che tutti aspettavano non poteva che arrivare da lui, uno dei simboli del Carnevale veneziano, il principe Maurice. Ciao a tutti, sono il principe Maurice, maschera mascherina, per parlare di un Carnevale che si farà. Si farà, Venezia si sta preparando, io sono un buon ritiro nella campagna trevigiana per cercare di interpretare al meglio questo straordinario carnevale veramente della rinascita, un rinascimento, finalmente si farà in presenza, anche se ci sarà pure una parte in streaming che l'anno scorso aveva avuto un discreto successo. Ecco come si svolgerà la festa. Tutta la città sarà un gran teatro, a disposizione delle maschere che vorranno passeggiare e esibirsi e forse anche farsi documentare per partecipare magari in maniera virtuale al concorso. Le Marie ci saranno soprattutto le feste nei palazzi, contingentate, tutte controllate, in grande sicurezza ovviamente, a partire da quella del Casinò, il gala ufficiale a Can Vendramin Calergi, nel quale sarò maestro di cerimonie. Confermato anche il corteo acqueo. La promessa è stata mantenuta, confidiamo che tutto possa procedere per il meglio e vi aspettiamo dal 12 dove ci sarà il consueto corteo acqueo di Cannaregio fatto in maniera estremamente filologica e sostanzialmente riservato ai veneziani, è un evento totalmente e assolutamente veneziano, e poi a partire dal 19 fino al 1 di marzo, dal 19 febbraio fino al 1 di marzo, tutta la città e i palazzi con le maschere stupende più che mai che ci verranno a trovare. E adesso un'iniziativa che riguarda tutta l'area iberica, nasce il progetto contro la ludopatia. Lotta al gioco d'azzardo patologico, fronte comune tra amministrazioni del Basso Vicentino e Uslotto. I comuni di Noventa Vicentina, Orgiano, Grisignano di Zocco e Nanto sono capofila di un progetto coordinato dal Dipartimento per le dipendenze dell'USL Iberica e in collaborazione con gli operatori della comunità Papa Giovanni XXIII di Lonigo. Si tratta di un'iniziativa sperimentale che ha l'obiettivo di fornire consulenza, orientamento e cura ai giocatori e ai familiari. Capire che nel territorio ci sono questi importanti servizi e mettere a disposizione chi di competenza per chi ha necessità e quelle famiglie che magari hanno difficoltà anche in qualche modo a far emergere le loro problematiche. Oltre che ai rappresentanti del mondo dell'associazionismo e delle varie realtà educative, seguirà anche una serie di incontri di informazione, ascolto, sensibilizzazione ed eventuali indicazioni di percorsi di terapia rispetto a quella che ormai è riconosciuta come una vera e propria patologia. La dipendenza è una brutta malattia generalizzata e in questo caso noi parliamo di dipendenza dal gioco d'azzardo. Grisignano farà il suo appuntamento il 1 di febbraio alle 20:30 e saranno coinvolte le amministrazioni contermini. Dati epidemiologici riguardo al tema del gioco d'azzardo patologico stimano che nel 2% della popolazione sia presente un comportamento di gioco d'azzardo ad alta intensità variabile a seconda dei casi, fino a configurarsi proprio in patologia. Di questi casi solo il 10% riesce a mettersi in contatto con i servizi territoriali. Non esiste una forma di dipendenza che possa essere affrontata senza la rete del territorio. La dipendenza è pervasiva di talmente tanti campi della persona, della famiglia, dell'ambiente sociale che o si fa rete o è un lavoro assolutamente a vuoto. Ci spostiamo adesso a Vicenza. Le gallerie di Palazzo Thiene con le loro collezioni artistiche sono entrate a far parte del sistema museale civico di Vicenza. Saranno aperte stabilmente 4 giorni a settimana, compresi i weekend.
Salviamo Palazzo Thiene, e con questo obiettivo che noi di Rete Veneta per anni abbiamo insistito affinché l'antica sede di BPV, coi suoi tesori artistici, diventasse un museo pubblico. Grazie all'atto di coraggio del Comune di Vicenza, guidato dal sindaco Francesco Rucco, dal 6 settembre del 2021 questo sogno è diventato realtà, e quello che è un patrimonio UNESCO dal 1994 è stato restituito ai vicentini. Adesso dal 15 gennaio le gallerie di Palazzo Thiene, con le loro collezioni artistiche e gli interni ricchi di decorazioni e affreschi, entrano a far parte del sistema museale civico, aprendo in maniera stabile. Si potranno visitare 4 giorni alla settimana, dal giovedì alla domenica, con biglietto singolo oppure con le card del circuito cittadino, che permettono di visitare non più 10 ma con Palazzo Thiene 11 musei di Vicenza. Attraverso Palazzo Thiene Vicenza avrà una delle reti museali più importanti e più estese di tutta Italia, e di questo siamo veramente felicissimi, e avrà un biglietto di entrata pari a 5 euro, ma nello stesso tempo entra anche nell'offerta della Vicenza Card e della Vicenza Card ridotta, quella a 4 musei, senza però l'aumento del prezzo, quindi aumenta l'offerta culturale, ma in realtà il prezzo rimane assolutamente invariato. A Palazzo Thiene, esempio mirabile di arte rinascimentale che rappresenta la più alta tradizione artistica e architettonica del Veneto, si potranno visitare le sale del piano terra e del piano nobile con l'esposizione dei dipinti dei grandi maestri. Nelle sale del sottotetto si potrà ammirare la raccolta di stampe e di sculture. Dal 25 settembre, quando abbiamo aperto con le visite guidate, che ricordo riguardavano soltanto il sabato e la domenica e su prenotazione, sono entrate a Palazzo Thiene un numero importante di visitatori, ben 1811. Adesso verrà approfondito il percorso di visita attraverso l'intimo legame artistico e architettonico tra Palazzo Thiene, il più universale e cosmopolita della città, e la mostra La fabbrica del Rinascimento in Basilica Palladiana. Noi di Rete Veneta, al fianco dei cittadini, abbiamo così raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti: restituire alla città un monumento significativo, sia per la sua storia che per il suo valore architettonico, che per la ricchezza delle opere d'arte che conserva. Palazzo Thiene è direttamente collegato alla grande mostra La fabbrica del Rinascimento, e mostra che in realtà ha tantissimi rimandi verso la storia, il territorio, la cultura della nostra bellissima città. Ricordo in particolar modo che è l'unico palazzo palladiano in cui Palladio e Vittoria, lo scultore, lavorarono assieme, quindi una bella occasione è quella di andare in mostra e poi di andare anche a visitare Palazzo Thiene. Questa era l'ultima notizia per questo Focus TG di lunedì 31 gennaio, sono le 13:30, è arrivato il momento di salutarci. Io vi ricordo gli appuntamenti serali dedicati all'informazione, dove insomma andremo a analizzare, approfondire, sviluppare tutti i dettagli della cronaca, dell'attualità, di tante cose di cui abbiamo parlato insieme a voi proprio oggi, durante quest'ora e mezza dedicata all'informazione del Veneto e dal Veneto. Non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi, augurarvi buon pomeriggio e darvi appuntamento a domani.